Questa conferenza stampa sicuramente ci dà l'opportunità di raccontare quello che è la Giostra della Rocca, qual è la macchina soprattutto di volontari che lavorano dietro, ma una cosa in più che ci dà l'opportunità di fare è di spiegare perché la Giostra della Rocca sia ormai non solo la manifestazione di evocazione storica più famosa del Veneto, ma anche un importante strumento di promozione turistica e di marketing territoriale. Il motivo è, tra gli altri, anche il fatto che partecipano atleti da tutta Italia e non solo, e anche il fatto che in questi anni abbiamo sviluppato un tema che è il piatto di Federico II, appunto perché la giostra gira intorno alla figura di Federico II, che ci ha permesso di creare legami di amicizia che arrivano fino a Enna e anche ad Altamura in Puglia. Quindi per questo è molto importante continuare in questi percorsi che allargano le possibilità per Monselice ma per il Veneto di farsi conoscere in tutta Italia quella che è la storia, le peculiarità, le tradizioni, ma anche questa bellissima parte del Veneto che sono i volontari, che sono più di 2000 quelli che fanno girare questa meravigliosa macchina straordinaria di rievocazione storica. Quindi Monselice vi aspetta dall'11 al 20 di settembre con tutti gli eventi della giostra, in particolare il 20 con la rievocazione storica e con la gara della Quintana. La manifestazione inizierà l'11 di settembre e terminerà il 20 con la cena medievale Un banchetto sotto la rocca e la nostra intenzione è quella di far capire alle persone, assaporare come veniva gestito un banchetto nel Medioevo. Questo venerdì 11 settembre. Questo venerdì 11 settembre, poi il sabato ci sarà la gara degli archi dove arriveranno arcieri da tutta Italia per poter andare al centro e l'oro è la cosa essenziale perché poi determinerà anche la gara della Quintana. Ecco, la gara finale quando ci sarà? La gara finale ci sarà il 20 di settembre con la gara appunto della Quintana, ma la mattina c'è il corteo storico più grande d'Italia. Dunque l'invito è? L'invito è di venire sia il weekend del 13 sia che la domenica del 20 a Monselice perché ci sarà veramente un evento a cielo aperto. Giostra della Rocca nasce 41 anni fa per un'idea nata per sbaglio da 3 amici al bar che hanno pensato di fare questo e poi si è evoluta nell'arco del tempo. Diciamo che per l'ambiente storico, a livello storico, nasce da, si fa affidamento alla venuta di Federico II di Svevia presso Monselice durante la sua visita nel 1239. Da lì si fanno ripercorrere determinati avvenimenti storici o comunque sia si prende in considerazione tutta la parte storica che è passata a Monselice. Nel corteo storico difatti troviamo personaggi non attinenti all'epoca di Federico II ma anche al di fuori come potrebbe essere il Dante Alighieri o altre personalità di spicco che hanno soggiornato a Monselice o comunque sia nelle vicinanze tipo il Petrarca o quant'altro e poi per quanto riguarda invece la parte di gare e di scontri abbiamo sia la gara di tiro con l'arco che viene fatta con archi storici secondo regolamenti che vietano l'utilizzo di dispositivi e quant'altro, quindi si è evoluta una manifestazione che riporta la storia dentro di sé. Ecco. E si conclude tutto con la Quintana che è la gara per quanto riguarda la destrezza, comunque sia la prova che i cavalieri di una volta facevano prima di andare in torneo per vedere se effettivamente riuscivano a portare a casa il risultato e poco prima invece abbiamo il corteo storico dove tutte le contrale sfidano sia con il proprio personaggio storico sia con i propri contraddaioli e anche con la parte della loro bottega che si portano dal mercatino medievale.